Val Rovina, i tornanti per raggiungere l'impervia frazione di Bassano oggi si presentano così, sostanzialmente sgombri, ma ai lati della carreggiata restano ancora traccia, testimonianze di cosa è accaduto ieri. La strada era diventata un pericoloso torrente che trascinava con sé sassi e detriti provenienti da uno smottamento più a monte. Un lago di acqua. Ecco, faceva veramente paura, specialmente la strada, quello che scendeva dalle altre parti, disastro. Per quanto tempo è durata? Mezz'ora, un'oretta. Però tanta acqua così? Non l'hai mai vista? Mai vista. Io sono andato anche a camminare qua in giro, è un disastro. Se lei vede anche i detriti che ci sono, c'è un po' di tutto. C'è dei calcinacci, c'è del cemento. Cioè è anche un po' l'incuria delle forti piogge, d'accordo, però anche un po' l'incuria dell'uomo su questi casi. E l'acqua invece da scaricare un po' qua, un po' là, vanno tutta qua a strada e veso. Vedo a casa mia che c'è un camion di terra. Quindi lei dice sono anche stati fatti dei lavori che... Fatti male, non voglio dire parole. Ecco. Io vedo il sindaco. Perché hanno ostruito delle scoli? Sì, era scoli dell'acqua, no. E una volta faceva il mulattiere, ogni tanto faceva la sua canalità, no. Era scoia qua, scoia là, scoia più su, l'acqua non prende forza, no.